Buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui, sono qui come presidente del Lions Club San Daniele del Friuli. Il Lions International è la più grande associazione laica di service e di volontariato nel mondo e è stata fondata un po' più di 100 anni fa. Il Lions Club San Daniele è uno dei club con più longevi del Friuli, sono oltre 50 anni che è stato fondato. L'associazione di volontariato Lions si occupa di tutta una serie di service e quindi di volontariato nella salute, scambi giovanili, in tutto quello che riguarda il mondo, la vita civile. Questo è il 7° meeting web che facciamo quest'anno. A parte la riunione con il professor Floramo sul Dante guarneriano, tutti hanno avuto una specie di fil rouge sul Covid e le problematiche correlate. Siamo partiti da Amato De Monte, che ci ha parlato delle difficoltà della terapia intensiva nel gestire l'emergenza. Angelo Borrelli ci ha parlato dei problemi della protezione civile. Il professor Palù ci ha spiegato un po' l'origine del virus. Il dottor Rigoli ci ha parlato di tutta la diagnostica, sulle problematiche di essere tempestivi nella diagnostica. Il professor Bassetti ci ha ricordato che questa è una lezione che dobbiamo assolutamente non dimenticare. Oggi affrontiamo un argomento diverso, un aspetto economico, con un relatore di assoluto rilievo, il dottor Guido Maria Brera, e a condurre la serata sarà un amico sandanielese doc, Gabriele Turissini, scusate. È un amico che conosco, è un po' più giovane di me, ma conosco fin da ragazzo, quasi di famiglia. Il padre era un severo presidente del basket San Daniele, per cui è stato severo anche con me quando giocavo a basket, poi uno sport abbandonato per limiti di altezza. È un amico del Lions San Daniele, spero che diventi sempre più amico nostro, perché entri anche nel gruppo, nel club, perché abbiamo bisogno di una persona come lui. È una persona curiosa, è mai banale, che va a fondo nelle cose. Era fin da ragazzo un ottimo studente, che poi un ottimo scrittore, ancora appassionato di scrittura, tanto che ancora in Berbe scriveva le corrispondenze da San Daniele per il Messaggero Veneto. Dall'83 è giornalista, pubblicista, è iscritto all'Albo, ha curato la pubblicazione della rivista Investors dal 2014 al 2020, è consulente finanziario da maggio dell'86, 1986, anche perché è consulente sia per passione, ma anche perché col giornalismo è un po' più difficile sopravvivere. Da un anno collabora con la Open Finance, conducendo una volta alla settimana un meet-up su argomenti legati alla finanza e all'educazione finanziaria. Dal 2014 fa corsi regolari per l'Università della Liberalità di Udine, con corsi naturalmente molto seguiti. È una passione per la numismatica, gli piace la lettura, è appassionato un po' di tutto, di fotografie, e a tutti i suoi clienti regala sempre delle immagini quando ha occasione di fare qualcosa di interessante. È anche ciclista per rilassarsi, ma anche andando in bicicletta trova sempre il modo di fare cultura con l'amico giornalista Patui. Gabriele ci presenterà bene l'ospite, l'economista e scrittore. Prima c'è un saluto del governatore del Lions, che ci ha fatto il piacere di essere presente questa serata e a cui do la parola se è riuscito a collegarsi. Eccolo qua, ci siamo. Giancarlo, a te la parola. Sì. Grazie Giorgio, grazie, ben ritrovati naturalmente per questa ennesima serata di approfondimento culturale. Quest'anno il Lions Club di San Daniele è stato molto attivo, come peraltro tutti i Lions del nostro distretto e direi dell'intero multidistretto. Ci siamo subito adeguati a queste nuove
forme, modalità comunicative che molto hanno aggiunto alla nostra conoscenza, alle nostre relazioni. Quindi anche questa sera avremo una grande opportunità di condivisione con il nostro illustre ospite, che ci proporrà un percorso accattivante, appunto attraverso Candido, e quindi ci condurrà in quella realtà che, ahimè, così tristemente rappresenta in maniera puntuale l'attuale contingenza, e quindi sarà interessante comprendere le criticità che questa situazione, che questa pandemia ha prodotto, sta producendo e, ahimè, produrrà ancora nell'immediato futuro. Quindi dovremo sicuramente comprendere e capire quali sono i percorsi più adatti per riuscire ad uscire da questa palude nelle modalità più opportune. Un'occasione questa anche per rincontrare e salutare con piacere Gabriele Turissini, del quale abbiamo sentito quali siano le competenze, e noi ci auguriamo, proprio perché noi Lions parliamo sempre di competenze al servizio della nostra comunità, che anche Gabriele, proprio forte delle sue di competenze, ci raggiunga e venga a far parte della nostra famiglia, che sarà naturalmente ben accolto. Ecco, questo, diciamo, è l'auspicio che voglio lasciare a Giorgio, naturalmente in qualità di presidente pro tempore del suo club, e manifestare ai nostri amici Lions il piacere di ritrovarci ancora una volta, e naturalmente il saluto a tutti coloro che Lions non sono, ma che hanno la possibilità di comprendere quali sono le nostre idee, il nostro messaggio. Quindi io a questo punto lascerei senz'altro la parola, credo, a Gabriele, che ci introdurrà il nostro ospite. Allora, a parte ringraziarvi entrambi degli elogi anche non meritati, soprattutto quelli di Giorgio, che ha enumerato una serie di straordinarie qualità che magari sono molto più umili. Io ringrazio innanzitutto dell'invito che mi avete fatto per organizzare questa serata, e oltre a ringraziare voi, ringraziare tutti gli ospiti che ci stanno seguendo, che vedo numerosissimi da quello che mi scrive la regia. È ovvio che l'ospite di questa sera, noblesse oblige, è Guido Maria Brera, un personaggio che conosco ormai, più un amico ormai dovrei dire, non più tardi di ieri l'altro mattina, cominciando una chiacchierata per capire come organizzare questa serata, parlavamo anche di ipotesi di lavoro assieme, eccetera, per cui immaginate il tipo di rapporto che ho con Guido. Tre immagini giusto per inquadrare il personaggio prima di chiamarlo alla ribalta. Giorgio, se mi dai la prima slide, eccola. Questa qua è la slide che io proiettai nel 2017, quando Guido venne a San Daniele per la seconda volta. In realtà io la prima volta, perché voi abbiate un'idea, lo conobbi facendogli da autista, perché mi presentai all'aeroporto a prenderlo a Ronchi dei Legionari, non dicendo che ero io che lo invitavo, ma solo ed esclusivamente che ero l'autista mandato ad eseguire quel piacevole compito. In realtà, tornando da Ronchi a San Daniele, mi raccontò un po' tutte le cose della sua vita, perché dovete sapere che stava trattando proprio durante il viaggio con le varie case televisive la vendita dei diritti dei Diavoli. Per cui è stato un evento un po' particolare. Vi racconto questa piccola chicca. A un certo punto siamo sulla panoramica, mi dice: puoi accostare un attimo? Ho detto sì, accosto, va bene, sempre dicendogli che ero l'autista. Scende dalla macchina, risale in macchina e mi dice: no, è qua dentro che c'è l'aria positiva, e a me sta andando tutto bene, stava trattando con registi, artisti, società, eccetera, e da quello è nato un rapporto che davvero si è mantenuto negli anni con una prolificità e una condivisione di interessi totale.
Vediamo se Guido è già dei nostri, così lo vediamo, gli diamo il benvenuto. Guido, ci sei? Sì, io mi sento benissimo. Non mi sveglia. Ecco. Ok, ci sei, ti vediamo. Ok, allora io ti faccio la presentazione e poi partiamo alla grande. Per cui mi torni sulle slide, Giorgio. Guido in realtà, vedete, diceva, pensavo essere un ragazzino sfigato e tutto quanto. In realtà viene chiamato a Londra da una grande casa di investimento e la sintesi dei primi anni a Londra è questa, dei primi e di tutti gli anni a Londra. A 30 anni ero già vecchio, avevo tutto a 30 anni, la carriera e 2 figli, ma non ero contento di nulla, vivevo nel più assoluto individualismo, convinto di dover essere per forza il migliore. Sono guarito quando ho imparato che condividere è più bello che competere. Questo era l'inizio del nostro incontro del 2017, dopo la visita nella famosa cantina dorata dei prosciutti, e questo è l'incipit da cui vorrei cominciare stasera. E mantieni questa visione che effettivamente condividere oggi più che mai è più bello che competere? Tanto grazie dei complimenti, Gabriele, se sei un vero amico. Io ho un'ansia pazzesca che il mio cellulare mi molla, perché dopo 2 anni di pandemia questo cellulare è diventato una sorta di mano, fa parte quasi del mio corpo, però lo vedo sempre più affaticato, e quindi se mi molla non voletemi comunque bene, però io penso che non mi mollerà, e è più bello che competere. Questo è stato il primo libro candido che io ho scritto con il Collettivo Diavoli. Con il Collettivo Diavoli ho scritto la serie Diavoli, e quindi ho scoperto che vivere nella condivisione e all'interno di un collettivo di saperi, oltre a renderti più forte, è anche assai più divertente. Bene, dovete sapere poi che Guido in realtà ha fatto delle scelte di vita, beato lui, e oggi in realtà trascorre il maggior tempo possibile, quando il lavoro glielo consente, in un posto magnifico che è la Valpusteria, San Vigilio di Marebbe, in cui lui ha pensato bene anche di connettere alla fibra il suo maso, perché sennò non avrebbe potuto lavorare. Quanto ti dà la montagna, Guido? Quanto ti regala? Ma io ho sempre sofferto molto la vita di città, Gabriele, quindi per me la montagna, il mare e lo spazio davanti agli occhi è essenziale. Io penso di essere un ossessivo compulsivo che va a peggiorare con l'età, e quindi ho bisogno veramente di vivere in un ambiente che aiuta il pensiero, le decisioni più importanti, le intuizioni più importanti, e quella lucidità che a molti di noi manca, almeno a me manca molto, perché sorpresi da 1000 stimoli, la trovi molto spesso nei luoghi più isolati e silenziosi. La montagna è uno di quelli. Ho bisogno di una clinica, tra virgolette, ho la montagna, devo dire, ci vado ancora molto molto spesso. Perfetto. Beato tu, avevo anch'io un piccolo eremo in montagna, ma mia moglie ha deciso di lasciarlo, e che si deve fare. Però questi giorni sanciscono una data particolare, perché proprio un anno fa su Sky usciva quella che era nata In macchina con me, se ti ricordi, la trattativa di vendere a una televisione questo romanzo. E in realtà un anno fa iniziava la saga dei diavoli. Ma prima di farti la domanda su che cosa ti ha dato i diavoli, in realtà, volevo farti vedere una cosa che ho messo nelle slide esattamente 10 minuti fa. Minuti fa, tu l'hai messa 10 minuti fa perché è uscita oggi questa notizia, bravissimo. Esatto. Guarda, ti faccio vedere una cosa particolare, però. Tu hai scritto questa clip su Facebook, e ti faccio vedere che il primo dei commenti
il primo dei commenti in assoluto penso sia di una persona che è con noi e ci sta seguendo. Per cui questo, perché tu sappia, il primo che ti ha risposto era ora, è guarda caso di San Daniele, per cui nulla avviene per caso, nulla avviene per caso. Ma tornando ai diavoli, la domanda che ti faccio è questa. È stato un successo planetario, cioè l'Italia non è stata la sola a cogliere al volo l'occasione, ma il mondo si è interessato a questa fiction che, come vedi, uno dei commenti diceva la prima serie è stata la fiction più bella che abbia mai visto. Che cosa ti ha lasciato? Cosa ti ha dato? E soprattutto che cosa ci dobbiamo aspettare dai diavoli? Io ho finito di scrivere la seconda serie da poco, mi ha dato due amicizie molto profonde, ma lo dico proprio profonde, profondissime, un rapporto di grandissima stima professionale, di grande crescita con Patrick Dempsey. Le due amicizie profonde sono un po' chiusi come dei gatti in un servizio militare, perché la prima serie è stata molto dura, con registi e con Alessandro Borghi, e abbiamo proseguito questo dialogo con Patrick molto interessante. Patrick è un vero professionista ossessionato come me dalla perfezione, e mi ha dato mi ha lasciato, anzi mi sta lasciando grandi emozioni. Adesso ho visto il trailer del primo mese di riprese, abbiamo fatto un piccolo trailer, è una cosa pazzesca, e Diavoli non è mai stata fatta una serie così in Italia. Pensate che Diavoli è stata vista in UK sulla prima pagina del Financial Times, When Dante Meets Devils, e venduta in 173 paesi adesso, quindi è un successo incredibile. Ma soprattutto la cosa più bella, e ogni volta che vado sul set, adesso sono molto spesso a Roma, è il calore dell'amicizia. Cioè è molto di più. Io ho sempre sognato di fare il calciatore, di vincere uno scudetto, una squadra, no, deve essere una cosa meravigliosa. Ecco, quell'emozione lì un po' Davids me l'ha data quando siamo andati a Cannes alla prima. È stata un'emozione incredibile quando sto sul set e vedo Alessandro, vedo Patrick, vedo Nick Urra che è il regista insieme a Ian Michelini, e vedo i nuovi attori. Che cosa sono riuscito a fare? Abbiamo Ken Stott, che è quello che ha fatto la saga degli Hobbit, abbiamo Nuri che ha fatto Flashdance, abbiamo un'attrice molto molto famosissima, diciamo cinese, ma che vive in America, e così via, Malaki che ha fatto Black Mirror. Entri lì, te li vedi tutti vicini, ti sembra di stare in un film, obiettivamente. Certo, immagino. Però la domanda che è diritto adesso ci sta Massimo Ruggero, che chiaramente è Borghi. Quanto è Guido Maria Brera? Ma magari fossi Borghi, Gabriele, questo è il problema. Però Ale ha questo modo di interpretare la parte molto americano da actor studio. Secondo me è tra i pochi italiani, insomma, è forse uno dei pochi e anche gli europei che mantiene il vigore. Pensa quando ha fatto sulla mia terra. Ma quanto è di te? Quanto è lui della tua storia? Siamo stati molto insieme. Quando è sul set pensa molto come posso pensare io. Poi non è che io sono il protagonista, è una commissione di gente che fa il mio lavoro, però c'è moltissimo, sì, c'è moltissimo di quando recito, ovviamente. Certo. Poi siamo diventati amici che non riusciamo più a fare differenza quando recitiamo e quando non recitiamo. Bene,
quando ci eravamo visti nel 2017, uno dei passaggi, gli agganci che avevamo al mondo della finanza e dei diavoli, era questa frase che a me è rimasta molto, diciamo così, a cuore anche perché mi lega chiaramente al mestiere che devo svolgere ogni giorno. Stampare moneta è come una nevicata. Sembra che sia tutto bianco, ma poi la neve attacca solo dove ce n'è già altra. Come coi soldi. Ecco, oggi, in una situazione in cui i bilanci nel 2014 o nel 2017 erano ancora in una situazione quasi cristallizzata, questa per i nostri ospiti, perché capiscano, è la massa monetaria che sta stampando in questo momento la Banca Centrale Americana. E prima di inoltrarci sul discorso di Candido, perché non a caso si aggancia a Candido questa slide, la domanda che ti faccio è: dove si attacca la neve oggi? Si sta sempre attaccando più sugli stessi posti o in qualche maniera è cambiato l'ambiente rispetto al 2017? No, il quantitative easing da un lato ha salvato gli stati, ma dall'altro ha creato delle disuguaglianze enormi. Questo l'abbiamo notato anche molto con la fine del tempo, no? Gabriele, il libro è uscito proprio un anno fa, purtroppo stampare moneta ha tra le controindicazioni la disuguaglianza. Cioè, i tassi di interesse i tassi di interesse a zero che portano la moneta, diciamo, che sono determinati dalla moneta, portano disuguaglianze. Un po' come c'è un parallelismo nella natura, cioè a un certo punto l'acqua, dopo un certo livello di gradi, l'acqua fredda diventa più leggera e l'acqua calda più pesante. Cioè a 4 gradi, sempre estate, Gabriele, l'acqua fredda è in fondo al mare, d'inverno l'acqua fredda è in superficie. Questo consente anche a dei pesci rossi che te metti in una vasca dove bevono i cavalli di sopravvivere tutto l'anno, lo sai? Perché quando i cavalli vanno a bere, all'inverno i pesci rossi stanno sotto e c'è il ghiaccio, perché c'è il ghiaccio, quindi si salvano. L'estate, siccome l'acqua è fredda, e sopra il cavallo non se li beve. Questo è un fenomeno della natura stranissimo. Dice che dopo un certo livello di gradi c'è un'inversione di pesantezza dell'acqua. I tassi di interesse, cioè quando tu cominci a abbassare troppo i tassi di interesse, alla fine quella uguaglianza che tu cerchi e quello stimolo che tu cerchi viene meno. Scusa, ti ho fatto questo pippotto, però era importante. Il pippotto però tu inavvertitamente mi hai accompagnato alla fine del tempo e la slide successiva, guarda caso, era proprio quella, perché qui io devo raccontarti una storia per agganciarmi un po' a Candido. E la storia che devo raccontarti, a me mi è scappata adesso, cosa ho fatto? Allora, vediamo dove è andata. Eccola qua. Scusate, ma ho fatto una corbelleria io, eccola. E devo leggerti proprio una pagina della fine del tempo. Una paginetta piccola ma estremamente significativa per entrare nell'argomento che ci interessa questa sera. La pagina è un colloquio tra il professor Phillips Wade, che è uno dei protagonisti del romanzo, e un allievo, Alex Grimaldi. Uno dice all'altro e con la penna disegna un puntino su un biglietto. Per te, dice il professore all'allievo, ogni innovazione tecnologica, ogni invenzione è sempre e solo un passo in avanti. Più libertà, più giustizia, addirittura più rivoluzione. Lo pensano anche i signori delle grandi corporation high-tech della Silicon Valley e pensano che lo Stato debba svanire come soggetto regolatore dell'economia. Questi sono anarcocapitalisti o ultraliberisti. Poi il professor Wade disegna un altro puntino sul foglio sulla stessa riga del precedente. I neoliberisti, gli dice, invece, applicano l'avanzamento tecnologico per aumentare i margini di estrazione di valore dall'intelligenza collettiva
e dalle gigantesche concentrazioni di dati. Per i teorici di questa posizione, la tecnologia è un mezzo per condizionare le vite e uno strumento per intensificare lo sfruttamento. Ma Wade non si ferma e disegna il terzo puntino sul foglio. Disegna un terzo puntino e qui comincia a raccontare la terza delle storie. Quelli invece che stanno qua sotto sono i cosiddetti tecnocritici, quelli che provano a decostruire le narrazioni utopistiche, da un lato, e dall'altro svelare i meccanismi di sfruttamento che si nascondono sotto la grande etichetta tecnologica appiccicata alle attività più cool dell'economia digitale. I sostenitori di questo orientamento denunciano lo sfruttamento del lavoro digitale sottopagato e spesso non pagato, raccontano l'impero invisibile degli algoritmi che si sostituiscono ai padroni e i 3 punti, i 3 posizioni sulle diverse conquiste tecnologiche. Questo triangolo, dice il professor Wade, è la santissima trinità dell'high tech. Qui dentro si combatte, si vive e si muore come i prigionieri di una raffinatissima trappola. E dentro questo triangolo ci stanno i riders di Candido. Gabriele, sei stato pazzesco. Cioè, sei riuscito a fondere i 2 libri e a spiegare in poche parole l'evoluzione proprio dalla fine del tempo a Candido. Veramente no, ti faccio i complimenti. Come lo inquadri? A me interessa capire cosa succede lì dentro, perché potrei dirti che cosa può accadere dentro quel triangolo. Questo mi interessa capire. Se effettivamente... all'interno di quel triangolo ci sono tutte le contraddizioni della politica che non è riuscita a darsi il giusto rapporto con la tecnologia, non è riuscita a regolamentarla, non è riuscita a capire che la tecnologia poteva avere 2 effetti, uno un effetto di progresso e un altro un effetto regressivo. In particolar modo l'utilizzo della tecnologia, come è stato fatto negli ultimi 15 anni in maniera quasi privatistica, mettendo gli algoritmi in capo a tutto e non massimizzando il profitto per un'intera unità, cioè guardando sempre l'utile per gli shareholder, cioè il puro utile per gli azionisti e non ai benefici a valle per tutti gli stakeholder, ha fatto sì di creare dei mostri, certo, come per esempio l'azienda di delivery, dove hai mangiato tutti i diritti sociali e hai trattati con semplicemente delle comodità di base, come avere la merce a casa il prima possibile o un pastello. Certo. Senti, ma perché a questo punto, passando alla slide successiva, perché entriamo proprio dentro il nostro bel libro, perché Candido? Perché la scelta è caduta su Candido? Poi io cercherò per i nostri ascoltatori che magari non sono avvezzi della storia di Candido e dell'ottimismo, perché è caduta su Candido? Proprio per questa, diciamo così, metamorfosi che attraversa il tuo protagonista, che è un po' la metamorfosi del protagonista del libro di Voltaire? Esattamente, nel senso che Voltaire scrive il Candido, un trattato sull'ottimismo, dimostrando che non tutto quello che accade per una causa giusta, con dei fini giusti, che non è vero che si vivesse allora nei mondi possibili, che la retorica del suo, diciamo, di Leibniz, che era il suo, diciamo, bersaglio, era sbagliata. Leibniz diceva che ogni effetto c'è una causa, quindi, come dire, c'è stato il terremoto di Lisbona, Candido esce dopo il terremoto di Lisbona, il nostro Candido esce dopo un periodo drammatico per questa pandemia. Cioè,
cioè fu il terremoto di Sole, si voleva trovare persino una giustificazione ottimista al fatto che c'era stato un terremoto. Certo. Perché lui viveva nel migliore dei mondi possibili, ovviamente. Esattamente, tutto va bene, e quello che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni noi. E Candido racconta questo, cioè questo che vediamo tanto decantato è veramente il migliore dei mondi possibili. Certo. Senti, due agganci volevo darti adesso, prima di passare al libro. Uno è questo, che secondo me nel Pangloss che si vede su tutti i palazzi della città di Voltaire, chiaramente richiama il Grande Fratello di Orwell. E l'altro spunto che ti davo, vediamo se Giorgio ce lo fa vedere al volo, che è un'idea mia, magari fuorviante anche, però poi me lo saprai dire tu. Giorgio, riesci a partire col primo Sono filmato? curioso dell'altro. Sono proprio curioso. Orwell, sì. Quinto reparto, aumentare 4-1. Attenzione sorvegliante, avaria al banco 5, controllare lo stringidadi. I dadi arrivano lenti dal banco 5, attenzione sorvegliante. Ecco, ti aggancia, ha una logica, ecco, mettiamola così, perché la contrapposizione tra il padrone che sta facendo il puzzle e la catena di montaggio delle persone che devono forsennatamente seguire la logica della catena, si aggancia o è una forzatura? No, guarda, dal Candido è stato fatto un film che uscirà coprodotto dai Diavoli, a cui noi abbiamo fornito solamente il concept come collettivo I Diavoli, e l'idea che io ho sempre suggerito proprio questo riferimento ai tempi moderni, cioè effettivamente quanto di più vicino, se dovessi interpretare il Candido come un'opera cinematografica, io posso immaginare, cioè quando scrissi l'inizio del Candido, il concept, che ebbi una conversazione molto piacevole con un grande attore, regista, intellettuale, premio Oscar, che è Roberto Benigni, perché timidamente portai a lui l'ipotesi che Charlie Chaplin
in questo senso mi può ricordare Roberto, Certo. portai lui l'ipotesi, no, di poter fare un rider. Lui ovviamente da un lato declinò, perché dice, io magari tempo fa ci avrei pensato, però dice, però mi devi promettere una cosa, questo libro, lo devi fare perché è meraviglioso. Quindi è esattamente, lo dice con grande genuinità, perché lui è una persona tanto meravigliosa quanto però molto vera, cioè non è che... E quindi mi invogliò moltissimo ad andare avanti a scriverlo, e questo tuo riferimento è perfetto. La verità è che io ti voglio rispondere sempre brevemente, perché le tue domande sono più interessanti delle mie risposte. Ma sì, come sempre, però adesso andiamo al solido, perché chiaramente arriviamo a Candido, arriviamo a Rider. Candido è all'inizio il Candido di Voltaire, è il Benigni, cioè la persona che vede tutti i lati positivi della vita, che Sì. questo è il migliore dei mondi possibili. Candido si innamora di un qualcosa che lui pensa sia effettivamente una persona come può essere mia moglie, che è qua a fianco a me, e lui è convinto della realtà della persona di cui si innamora. Poi capirà come funzionano le cose. In realtà nella sua città, senza spoilerare il libro ovviamente, governata dagli algoritmi, da tutta la tecnologia di Voltaire, la connessione tra la gente che vive in questa città e l'algoritmo padre, diciamo così, o madre che dir si voglia, è Pangloss, che ovviamente nel libro di Voltaire era il precettore a cui Candido faceva tutto riferimento quando viveva a casa della più bella casa del mondo, del barone. Pangloss in realtà è questo personaggio che appare sugli schermi che sono messi su tutti i palazzi della città e che proferisce e che distribuisce e che regala a tutta la popolazione, la gente, soprattutto la gente tra virgolette sfruttata, regala massime, regala principi condivisibili, regala stimoli a migliorare, regala tutto ciò che serve a costruire il migliore dei mondi possibili. In realtà, senza spoilerare la storia, dal mio punto di vista, questo mondo, se tu mi condividi l'immagine, Giorgio, in realtà questo mondo, anche qui non so se colgo nel segno, ma io adoro questo quadro di Bruegel del 1650, potrei dire 3, ma potrebbe essere dire 7, perché ha una particolarità. A parte che Bruegel è famoso per disegnare il più piccolo dei particolari, ma il quadro è candido, perché se noi guardiamo questa parte del quadro, noi vediamo in realtà la struttura, diciamo così, voltairiana della città che comanda il sistema algoritmico che guida la città, appunto, mentre questi qua che vedete prostrati quasi in ginocchio sono tutte quelle persone incarnate nel nostro caso dai Riders, che di fatto sono coloro che costruiscono quella piramide e sono coloro ai quali l'algoritmo padre non può fare a meno, perché non esisterebbe nemmeno. Allora, la domanda che ti faccio io: quanto è Torre di Babele la città di Candido e quanto è Torre di Babele la civiltà di oggi? Questa è una domanda meravigliosa. Guarda, c'è proprio un parallelismo su queste cose che hai citato, perché quando c'è in Candido si parla appunto della cittadella degli inclusi,
rispetto a tutti quelli che sono fuori, gli esclusi, il parallelismo che c'era con Voltaire e con, diciamo, con i castelli voltairiani e con tutti quelli che stavano fuori dal castello, e c'è oggi, penso, la campagna elettorale di Roma che si sta facendo tra centro e periferie, tra inclusi e esclusi, tra visibili e invisibili, è esattamente la stessa, siamo sempre lì. Purtroppo in questo caso la periferia e la desertificazione in alcuni luoghi dell'Occidente mangia le città. Guardate per esempio la Gran Bretagna, è tutta desertificata tranne che Londra. E il problema vero qual è? Che questo mangiare le città sotto la pandemia si è anche più incattivito, perché le città stesse sono implose e sono praticamente degli scheletri vuoti attraversati solamente da questi hacker. Quindi è esattamente, è impressionante quel quadro, mi ispira moltissimo, Gabriele. A questo punto dobbiamo capire come funziona però il sistema di Voltaire e come funziona l'interno di questa torre di Babele. Ci sono due componenti che mi piacerebbe tu ci aiutassi a capire. Uno è l'esercito dei bulgari. Nel romanzo di Voltaire Candido viene, diciamo così, cooptato all'interno dell'esercito quando viene scacciato dal castello del barone. Per sfortuna in realtà lui viene trovato, diciamo così, con questa benedetta Cunegonda a fare i fatti suoi, e il barone lo caccia e i bulgari lo portano alla guerra, eccetera. Mentre l'esercito dei bulgari in Candido, nel tuo libro, fa un'altra cosa. Cioè c'è questa assurda contrapposizione che mai è attuale con coloro i quali hanno Facebook, diciamo così, come strumento, tra virgolette, di vita. Facebook è il paradiso dei leoni da tastiera, mentre nella città di Voltaire i leoni da tastiera vengono bannati perché sono inutili e il loro scopo è completamente diverso. Che cosa fa l'esercito dei bulgari nella tua città di Voltaire? Nella città di Voltaire l'esercito dei bulgari fa esattamente quello che fa l'esercito dei 10 cents, si chiama così in Cina, per calmare gli animi. Cioè persone pagate pochissimo dal potere per poter tranquillizzare gli animi dei sudditi, e quindi di conseguenza l'esercito, i cosiddetti 10 cents che io ho chiamato bulgari, se tu protesti che non c'è l'acqua, ti dice no, effettivamente sei tu che ne hai consumato di più, perché l'acqua è importante, forse è giusto razionarla perché bisogna risparmiare, e così via. In un sistema che è un capitalismo proprio della sorveglianza, tutte le chat sono sorvegliate. Pensate che la scoperta del Covid fu fatta da un medico poi morto, un oftalmologo, non mi ricordo bene come si chiamasse, quindi complicato da ricordare. Morì dopo un mese di Covid. Lui scrisse in una chat tra amici, disse sì, ma a me questa roba qui mi sembra proprio SARS, molto simile. Dopo 2 giorni fu intercettato dal potere, obbligato a chiedere scusa, è stata una confessione e praticamente isolato. Poi si è ammalato e questo per aggiungerti, Gabriele, no, questo per aggiungerti come è incredibile, non è solamente il Candide di Voltaire, è un racconto dettagliato e spietato su come funziona il capitalismo della sorveglianza, nel senso che ci sono gli algoritmi che controllano le parole che tu mandi, sei sorvegliato su tutto, ci sono le chiavi che fanno scattare degli allarmi, e in 2 giorni il potere praticamente sa tutto quello che c'è ognuno di noi. Però quello che fa il potere in realtà non è quello di criticare ciò che tu hai detto magari di sbagliato, ma cerca di ammorbidire, cioè di creare una situazione quasi ovattata, perché tutto torni dentro il canale, l'acqua torni dentro il canale dove loro la vogliono far andare, presumo. L'altro grande gruppo però dei personaggi che sono
diciamo, l'ossatura di Candido, è questo giochetto qua che in realtà pochi conoscono, ma in realtà è il cosiddetto turco meccanico, uno strumento, diciamo così, che nei secoli passati era stato utilizzato per far credere alle persone che ci fosse un'intelligenza sublime all'interno di questo meccanismo che di sua spontanea volontà riusciva di fatto a vincere le partite, in questo caso le partite a scacchi. In realtà nell'oggettività dell'elemento vedete che il turco meccanico aveva al suo interno una persona che in realtà riusciva effettivamente a far funzionare la macchina senza che chiaramente chi lo sfidava lo sapesse. Bene, il turco meccanico ha dei legami enormi all'interno del romanzo che non sveliamo perché sennò chiaramente perdiamo una delle cose più particolari e interessanti. Però il rapporto che esiste tra quelli che tu identifichi come turchi meccanici e soprattutto quello che questi turchi meccanici rappresentano all'interno del sistema Voltaire. Hai mutato? No, ero mutato. No, ti dico questo. Praticamente il concetto del turco meccanico, mi metto qui che c'è più luce, è un concetto che a me interessa molto in questo periodo, perché questo è un periodo in cui la tecnologia solo non riesce a svolgere tutti i compiti per l'uomo. Cioè c'è un pezzo dove la tecnologia non riesce ancora ad arrivare. Cioè sempre l'uomo. Non siamo riusciti a arrivare un pacco autonomamente a casa, forse ce la faremo, non siamo riusciti ancora a sostituire il call center, non siamo riusciti ancora a sostituire i rider che pedalano e ti portano al posto caldo. E quindi in questa fase di mezzo, dove la tecnologia è tiranna, perché è tiranna? Perché si serve ancora dell'uomo per i lavori più umili. Questo è il concetto del turco meccanico, che è incredibile come c'era in Voltaire e c'è esattamente ora in questa era di mezzo. Chissà quanto durerà magari decenni, dove l'uomo è ridotto in schiavitù dall'algoritmo perché l'algoritmo non riesce a fare tutto quello che dovrebbe in teoria fare. Certo. Prima di leggerti un pezzettino del libro, io volevo darti ancora uno stimolo che a me è parso molto interessante anche con le domande che racchiude. Perché poi dobbiamo chiudere che io ho il coprifuoco e che mi fanno la multa, capito? Ok, 2 passaggi soli ancora. Il primo è questo. Vai. Questo è un libro di un autore che, se vogliamo, rientra esattamente in quelli che sono i critici del sistema. E senza leggere la parte iniziale, io voglio riassumerti solo le domande, che sono queste, perché Morozov è quasi un ritornello in questo contesto, no? Tutto quello che avevamo idealizzato, il villaggio globale, le multinazionali che ci faranno vivere meglio, la globalizzazione, in realtà sta denunciando tutti i suoi limiti. Bene, ma le domande che ti faccio sono: la promessa di emancipazione implicita nella cybercultura degli esordi era davvero autentica? E la seconda, le cose sarebbero potute andare diversamente? E la terza, i cittadini avrebbero potuto avere la meglio? O meglio, c'è speranza di rivendicare una qualche sovranità popolare sulla tecnologia? Guarda, intanto ti dico che mi fa molto piacere che Eugenio Morozov è una persona meravigliosa e forse sulla tecnologia a me è quello che più facile e che più seguo. Di recente lui è più positivo sulla tecnologia oggi, mi sembra più pacato, più costruttivo, cioè vede la possibilità che effettivamente ci possa essere
una reazione a questa tecnologia estrattiva. In fondo l'amministrazione Biden, dicendo che tutte le società tecnologiche devono pensare anche alla ricaduta a terra, devono pensare agli stakeholder, devono pensare insomma a minimizzare le esternalità negative e semmai di creare esternalità positive. Ecco, questo è un grandissimo passo. E Eugenio questo ce lo sta raccontando prima di tutti. Si poteva fare meglio? Sì, a Rojusa, di cui Eugenio era anche molto amico, è morto impiccato perché aveva scaricato una library dell'MIT, perché diceva che omnia sunt comune, l'informazione deve essere di tutti. Quindi secondo me il vero problema nacque con la privatizzazione della rete di informazioni. Se noi abbiamo un problema, però effettivamente possiamo creare un mondo di grandi opportunità per tutti. Quindi sta a noi e sta alla politica oggi protestare. Guardate quello che è successo nei vaccini. I vaccini sono stati fatti con gli sforzi di una ricerca pubblica importantissima, ha creato un'onda e poi il privato ha surfato. E questa è sempre la storia, ma sta a noi cambiare la storia. Forse con la pandemia qualcosa potrà cambiare. Ultimo passaggio, come ti avevo anticipato già nel cose, 2 slide per capire. Prima lo sciopero dei riders a Milano, la seconda l'inchiesta che si è aperta perché il PM Francesco Greco ha deciso che sarebbe stato il tempo che queste persone non siano considerate degli schiavi, ma siano considerati prima cittadini. E tu qui, guarda caso, sembra quasi che sia l'Italia a dare il là a questo momento. Quanto è importante che il là dato dall'Italia possa essere effettivamente colto al volo e in qualche maniera reso utile e produttivo all'intero sistema. È fondamentale, ti ricordo che la sentenza è una sentenza molto innovativa, ma ancora passare avanti è stato fatto con l'accordo tra Just Eat e i sindacati, dove Just Eat ha assunto i dipendenti. Quindi noi in questo caso possiamo guidare l'Europa verso una tecnologia più amministrativa. Assolutamente, hai centrato il punto. Bene, ultima domanda. Tu in più volte, parlando dell'Italia, come abbiamo visto adesso in questo suo dare il là alla legittimazione del ruolo dei riders, tu hai detto che l'Italia vive una sorta di congiuntura astrale, la presenza di Mario Draghi, i tassi di interesse bassi, tutta una serie di componenti come una sorta di allineamento dei pianeti favorevole, e questo potrebbe essere un paese, per ritornare dal rider in bicicletta al rider finanziario, questo potrebbe essere un paese in cui effettivamente il sistema mondo potrebbe avere fiducia e anche su cui noi dovremmo avere fiducia. Sei ancora di quest'idea dopo 2 mesi del governo Draghi, oppure stai rivedendo le posizioni? No, sono sempre più di quest'idea. Draghi guida l'Italia, e è il politico chiaramente più interessante che abbiamo in Europa, più esperto, più capace, più preparato. È un bene, diciamo, che è un bene, è un monumento in questo momento per noi italiani. E nel vuoto politico dell'Europa Draghi ha fatto, non si può dire politica, ma chiaramente è stato uno statista e oggi sarà lo statista che guiderà l'Europa nella sua posizione verde. Quindi se Draghi guiderà l'Europa, figuriamoci come andrà l'Italia.
Certo, per cui tu l'assist all'Italia lo dai ancora e il voto positivo lo dai ancora. Dall'inizio, pensa che il mercato italiano, da quando l'ho detto, è stato penso tra i migliori mercati del mondo. Continuerà ad esserlo, sempre più. Continuerà ad esserlo. Bene, senti Guido, allora, sono arrivate, abbiamo fatto le 10:15, avevamo detto che arrivavamo a quest'ora qua. Io ti ringrazio infinitamente, come al solito. Anch'io vi ringrazio tantissimo, e tutto il Lions, tutti i miei, diciamo, coloro che mi hanno preceduto. L'unica cosa che vi voglio dire è che la prossima volta voglio venire lì, perché abbiamo da consumare. Ok, allora ti aspettiamo qua a San Daniele. Guido, grazie ancora infinite della disponibilità e alla prossima, tanto noi ci sentiremo. Grazie. Avanti, viva l'Italia, viva l'Italia. Ciao. Ciao.